Ah sì? Urla, raffiche di calci a insegne, pali e fermate dell'autobus. Si è scatenato il caos a Cadoneghe, dove un giovane, in un evidente stato alterato, è andato su tutte le furie, prendendosela anche con il sindaco, Marco Schiesaro, intervenuto per placare la situazione. Gli ho urlato stai calmo, non ti agitare, stai calmo. Lui appena sentito la mia voce si è girato verso di me e con una furia proprio mi è corso addosso, al che io ho detto stai fermo, non ti avvicinare, stai fermo, non ti avvicinare, e lui più dicevo questo più si gonfiava praticamente e arrivava verso l'ufficio, ero in ufficio tecnico, mi barrico dentro, chiudo a doppia mandata la porta, da calci e pugni al vetro e tirava la porta, veramente è stato veramente un momento molto complesso, eravamo barricati dentro, ho preso per i vestiti delle persone che erano davanti alla porta e le ho trascinate dentro. Una signora si stava per sentire male, l'ho fatta sedere lì, che passava di là per caso, un altro signore passava di là per caso e li ho trascinati dentro. Immediata la chiamata ai carabinieri, che sono intervenuti prontamente fermando l'uomo, che nel frattempo si era spostato nell'atrio del municipio, continuando a sfogare tutta la sua rabbia, senza alcun apparente motivo, contro l'edificio. E l'unica cosa che si poteva fare era chiamare i carabinieri in quel momento e mettere in sicurezza le persone. Avete sporto denuncia? Sono già d'accordo con i carabinieri, andrò a presentare denuncia per minacce, perché quando si è girato e ha visto il sindaco che la polizia ha detto perché parli così verso di lui, è il sindaco, non c'entra niente, ah tu sei il sindaco, io adesso ti ammazzo, appena ti vedo ti ammazzo, vengo a prenderti e ti ammazzo, appena esco ti ammazzo.